prima cosa che si nota non è la prima volta che vengo a Barcellona. Ogni volta la prima cosa che colpisce è la grande quantità di bandiere appese ai balconi, che sembra una banalità, però significa che il cammino di costruzione dell'immaginario indipendentista in Catalogna è davvero avanzato fino al punto di maturazione, perché quando è la gente, quando è la società civile che espone i simboli di quello che desidera, la politica deve solo, come dire, dare l'ultima spinta, la gente ha già deciso. Infatti penso che questo referendum che si prepara sia una specie di formalità. Basterebbe contare le bandiere per rendersi conto che quella risposta è un sì. Beh, ho trovato tanta di quella determinazione, ho incontrato anche i rappresentanti dei partiti catalani che sostengono appunto la scelta per l'autodeterminazione e ho chiesto, ma se Madrid non consente di fare il referendum legalmente, qual è la vostra prossima mossa? Cosa intendete fare? Subito mi hanno detto disobbedienza, cioè la decisione è già presa, se tu me la fai prendere dolcemente, la prendo dolcemente. Se non me la fai prendere dolcemente, io troverò un modo anche più duro per ottenerlo, ma quello è già mio, non sei tu che me lo dai, sono io che me lo prendo. E questa cosa è una cosa molto importante, per cui il referendum sì, no, cioè voi avete già deciso e non esiste una formalità burocratica che vi può impedire di ottenere quella cosa lì.